Siciliano Live, bentrovati al nostro appuntamento di mezzogiorno. Oggi, come sapete, è venerdì, ci prepariamo a questo bel fine settimana da trascorrere con tutte le limitazioni del caso in quest'anno un po' particolare, ma ci possiamo preparare anche a leggere qualcosa di nuovo. E infatti il venerdì è il giorno della nostra rubrica Letto e sottoscritto. E allora eccolo che arriva il nostro Giorgio Lupo. Ben arrivato, Giorgio. Ciao Eliana, ciao a tutti. L'ho visto, prima inquadratura l'ho visto, c'è la Tana del Polpo accanto a te, questa è pubblicità occulta, io lo dichiaro subito, lo denuncio subito. Diciamo, io avevo la tentazione di arrivare con la magliettina direttamente con stampata la Tana del Polpo, però ho detto vabbè, ci arriverò fino a quando non mi butterete fuori dalla diretta praticamente. Il tuo libro, il tuo romanzo, del quale qualche giorno dovremmo fare un approfondimento, però oggi spazio alle donne, ha una figura molto particolare perché la sua storia in primis è una storia d'eccezione. La presentiamo subito. Lei è Annalisa Stancanelli. Benvenuta Annalisa all'interno di Io Compro Siciliano Live. Ciao Annalisa. Grazie, ciao. Allora, qui dobbiamo raccontare la storia di una donna che nasce a Bolzano e che poi dove finisce a vivere la sua vita, Annalisa? A Siracusa. A Siracusa, Giorgio, questa è una storia pazzesca. È l'emigrazione al contrario, sono 1 su 60 milioni, praticamente l'abbiamo noi. Al contrario, esatto. È vero. Giorgio, me la racconti tu, questa tua collega? Sì, è una personalità poliedrica della cultura in generale, scrittrice Newton Compton e Mursia editore, innamorata di Siracusa per origini familiari e perché di Siracusa non si può che innamorarsici, io compreso, ma con un trascorso interessante prima di passare al libro, attualissimo. Lei ha vissuto qualche anno, ora non so esattamente quanto, a Sanremo. Giusto? Io ho vissuto 10 anni a Sanremo e andavo al festival ogni anno. Davvero? Sì, io avevo la fortuna di avere i pass per le prove e ho conosciuto tutti i più importanti cantanti che sono stati a Sanremo negli anni '80, tutti, ho le foto, gli autografi, un'esperienza fantastica, avere i cantanti seduti accanto, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti. Infatti te lo stavo chiedendo, Vasco Rossi. Sì, anche Luca Barbarossa, i Pooh, Albano e Romina. Albano e Romina, mestamente direi. Ma ieri sentivo la canzone di Fedez, Felicità, infatti mi ricordavo, ero proprio molto piccola, comunque un'esperienza fantastica. Era il periodo dei Duran Duran, degli Spandau Ballet, delle fan sotto gli alberghi, incredibile. Sicuramente quest'anno un festival completamente diverso. Tu ci stai raccontando delle prove e tra l'altro con l'assenza di Rama sul palco dell'Ariston abbiamo visto le prove mandate in onda. Abbiamo capito che le prove non è che uno arriva così, sono le prove generali, cioè tu vedi lo spettacolo, non hanno magari il costume di scena, ma vedi lo spettacolo veramente io non mi ricordo quanto tempo prima, ma la settimana stessa hanno anche il costume, diciamo che avevano un abbigliamento molto curato penso i giorni, diciamo la mattina per la sera, invece la settimana precedente, certo, vestiti normali, eccetera, jeans, eccetera. Però voglio dire, è una macchina complessa che inizia settimane prima, noi non ce lo immaginiamo, ma io mi ricordo anche le centinaia di persone che c'erano come lavoratori. Ora è tutta un'altra cosa, ovviamente lo immaginate, non c'è tutta la cornice di pubblico anche fuori, tutte testate televisive fuori. Poi c'era tanti anni fa la caccia ovviamente ai VIP, quindi tutta Sanremo per circa 3 settimane era trasformata, le ragazzine andavano in giro a lungomare dove si potevano incontrare questi grandi personaggi, molto, cioè secondo me quella città veramente esplodeva in quelle 3 settimane, vederlo in questi giorni è sconvolgente per me. Giorgio, tu che sei il nostro massimo riferimento in materia letteraria, esiste un giallo ambientato a Sanremo durante il festival? Ne è uscito uno ultimamente, non l'ho ancora letto, è la Frilli Editore, proprio è ambientato a Sanremo ed è uscito in questi giorni. Ora non ricordo l'autore, Achille Maccapane. No, però non mi sembra all'epoca del Covid, e vedete che questo discorso di ambientare
No, ma la domanda, se ho capito bene, era ambientato a Sanremo, no? A Sanremo, sì, no, sì, non era il tema del Covid, era l'ambientazione a Sanremo. Perdonami, no, io puntualizzavo perché al momento sto scrivendo un thriller all'epoca del Covid ed è un grande problema la questione delle mascherine. Diventa anche molto noioso dire che il personaggio indossa la mascherina, leva la mascherina, entra in un... Io sto scrivendo facendo finta che non ci sia, tanto che è una delle soluzioni. Che ne dici di passare a che ci siamo? Hai ragione, vai. Allora, Sanremo, ma perché non riesco mai a... Ecco. Cominciamo da uno dei due ultimi, sì, quindi titolo sicilianissimo, tra l'altro con un elemento interessante che è l'archeologia, la ricerca della tomba di Archimede, ambientato nella meravigliosa Siracusa. Annalisa, dici tu due parole intanto sulla trama. Intanto prima ringrazio la mia amica Alina Catrinoiu che mi ha regalato questa cover che secondo me è strepitosa, e poi la casa editrice Mursia che ha deciso di inaugurare una collana con noi siciliani. Esatto. Cioè questa è una collana nuova, assolutamente lanciata con il primo romanzo di una donna e per di più ambientato in Sicilia. Quindi io voglio ringraziare la casa editrice e il mio direttore editoriale che ha puntato che è Fabrizio Carcano, ricordiamo, anche lui grande autore. Comunque è diciamo che è un thriller molto particolare perché è un thriller incrociato tra un'indagine poliziesca ed un'indagine archeologica. Ma l'occasione di queste due inchieste è anche quella di parlare della nostra Sicilia. Si parla tantissimo di Siracusa, sia dal punto di vista archeologico che architettonico che paesaggistico, e poi i miei personaggi si muovono anche nella zona sud, quindi nella zona balneare, si muovono verso Augusta, si muovono verso il borgo spettacolare di Palazzola Creide. Quindi veramente la lettura di questo romanzo è non solo un viaggio nel presente e nel passato di queste due indagini che si incrociano, ma anche proprio un viaggio nel cuore della Sicilia, perché ovviamente vi sono anche riferimenti alla tradizione gastronomica, alla cultura. Quindi so che è molto apprezzato dai lettori di tutta Italia, che molte volte mi scrivono: appena possiamo veniamo a Siracusa. Sì, tra l'altro il tema della bellezza è trasversale a tutto il libro, mi ha colpito moltissimo, oltre che la bellezza dei paesaggi a cui tu hai fatto riferimento, anche la bellezza dei tuoi personaggi. Ce ne sono tantissimi veramente bellissimi ed è una cosa particolare che credo sia ovviamente una cifra stilistica, una scelta tecnica, e volevo capire perché. Allora, questo è proprio un omaggio alla bellezza. Intanto volevo dire che mi hai fatto riflettere su due cose. Mi farò una maglietta con la mia cover, Mistero Siciliano, e poi riferendomi al tuo libro, La Dana del Polpo, il mio libro inizia con un pescatore. Allora, il direttore editoriale mi diceva sempre: ma perché siete così belli in Sicilia? E io gli ho detto di sì. Invece dovevi dimostrarlo, quindi scrivendo. Comunque, ascolta, il protagonista, diciamo, il nostro vicequestore aggiunto Regazzoni, ha delle origini altoatesine, non poteva essere altrimenti. E poi ovviamente ho scelto di caratterizzare, diciamo, appunto i protagonisti come delle persone notevoli, molto attraenti. Poi ci sono ovviamente le persone comuni, i comprimari, i camei, però siccome mi intrigava parecchio questa versione del cattivo stupendo, bellissimo, Morfeo è fantastico, credo che sia l'unico al momento nel nostro panorama giallo. Io non lo volevo il cattivo crudelissimo, brutto, diciamo terra-terra. Ti piacciono i bad boy? Ti piacciono i bad boys? Questo è molto bad boy, però è molto raffinato, è un elegante, è un insospettabile. E quindi, diciamo, accanto dovevo mettere dei personaggi. Tra l'altro, scusami Annalisa, smentisce un luogo comune che ogni tanto noi ci diciamo, che la cultura ha quasi un valore etico, no? Se tu leggi teoricamente, potenzialmente dovresti essere una persona migliore, invece Morfeo in verità dimostra come i valori etici prescindono dal livello culturale. Morfeo è un grande intellettuale innamorato della bellezza, però in verità la bellezza è l'espressione della propria bellezza, col suo amore narcisistico che poi lo anima in tutto ciò che fa.
Ci sarebbe tantissimo da raccontare di Siracusa e tutto. Giorgio, sì, a te la sì, scelta se approfondire il mistero siciliano, se andare a parlare di forse no, non ti tutti chiedo sanno che è velocemente, Caravaggio. c'è un altro bellissimo testo scritto da Annalisa che è forse non tutti sanno che è Caravaggio, edito da Newton Compton. La cosa che ti chiedo velocemente, cosa è che forse non tutti sanno che di Caravaggio che puoi regalare agli ascoltatori a chi sta seguendo Io Compro Siciliano? Allora, intanto vi faccio vedere il libro, che è questo qui. Brava. Tantissimi sono effettivamente i misteri attorno a Caravaggio. Posso accennare brevemente al periodo più effettivamente più buio e lacunoso, che è il periodo che precede l'arrivo a Roma. Per alcuni biografi e studiosi questo periodo potrebbe essere un periodo di viaggi tra Venezia, Bologna, Firenze e Roma. Addirittura ci sono alcuni che hanno iniziato a parlare di una partecipazione di Caravaggio alla guerra di Ungheria. Poi ce n'è un altro che è vicino a noi, cioè come arriva Caravaggio da Malta a Siracusa, perché Caravaggio è a Siracusa nel 1608, infatti Morfeo, il cattivo, è sempre molto attento al mercato clandestino perché spera che in provincia di Siracusa spunti qualche dipinto, addirittura si trovi il contratto, perché il contratto del dipinto di Siracusa di Caravaggio non è mai stato trovato, a differenza ad esempio dei dipinti di Messina. Quindi c'è anche il problema molto vicino a noi dei movimenti di Caravaggio in Sicilia, che non sono chiari, perché è accertata Siracusa, è accertata Messina, ma su Palermo recentemente si iniziano ad avere dei dubbi. Quindi un mistero nel mistero è proprio il soggiorno di questo pittore che si è protratto per quasi un anno, quindi potrebbe aver lasciato anche altri dipinti rispetto a quelli che conosciamo. Fantastico, Chi lo sarebbe la sa, scoperta chi del lo sa. secolo. Chi lo sa? Bellissimo. Annalisa Stancanelli, noi ti ringraziamo per essere stata Grazie qui con Annalisa. noi. Grazie a voi, grazie. Faccio solo l'arrivederci Vai. al prossimo appuntamento con Marica Campetti a Ughe Edizioni, Lo Scorpione Dorato, ne parleremo venerdì prossimo. Nella prossima puntata di Letto e Sottoscritto. Grazie Giorgio, buon Bravo. venerdì. Grazie, ciao a tutti, ciao, buon fine settimana. E continuiamo questo fil rouge che è stato delineato, che riguarda il mondo dell'arte della Sicilia. Ovviamente all'interno di Io Compro Siciliano non potrebbe essere diversamente. E diamo il benvenuto a Valentina Marchese. Qui abbandoniamo il mondo della scrittura, ma quest'arte la vogliamo vedere, la vogliamo poter, non dico toccare con mano, ma essere lì e guardarla da vicino. Invece non proprio si può ancora benissimo farlo in questo periodo. Valentina Marchese, guida turistica, ben arrivata all'interno di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno, grazie dell'invito, sono contentissima di essere tra voi. Valentina, il tuo lavoro ti porta in un mondo normale ad accompagnare le persone a vedere queste bellezze di Sicilia, a raccontargliele, fargliele vivere. Assolutamente, io porto la gente a entrare dentro il racconto, dentro questa terra che è ricchissima di racconti, di cultura, di arte, di tradizioni, di prodotti, tutto quello che comunque è la vita e qua ce n'è veramente tanta, tanta, tantissima. Quest'anno che cosa sta accadendo? Com'è cambiata la tua vita? Beh, è cambiata parecchio, infatti ci siamo dovuti un po' riabituare a dei nuovi equilibri, però stiamo progettando e mettendo in cantiere tante cose perché speriamo in una ripartenza molto prossima. E la vita è cambiata perché per adesso i turisti non possono neanche arrivare, no? Allora, possiamo contare su un turismo un po' più locale, però i progetti che stanno nascendo sono per una ripartenza e per un'accoglienza veramente magnificente di questa terra. È vero, il turismo locale è da non sottovalutare perché anche noi stiamo trovando le occasioni per scoprire quello che abbiamo intorno che magari non conosciamo per nulla. Sì, è vero. Prima di approcciare questa professione, devo dire che era difficile riscontrare tutte queste bellezze che adesso vedo e nel momento in cui le vedo le scannerizzo, le riesco proprio a raccontare, a decifrare in ogni luogo. Però molto spesso i locali non conoscono la propria città e non conoscono la propria regione. Magari si preferisce fare un viaggio a Londra, a New York e si conosce poco la Sicilia, poco Palermo, le sue province, la Sicilia orientale, straordinaria, è tutto quello che comunque ci circonda, che spesso resta un po' criptico per noi locali.
è vero, che peccato, se solo fossimo attenti alle bellezze intorno a noi, così come lo siamo, come dicevi tu, appena prendiamo la valigia, un aereo, partiamo e guardiamo tutto con stupore, Sì. ma poi ci accorgiamo quando accompagniamo un parente, un amico, un collega tra le vie della nostra città che tutti rimangono a bocca aperta e anche noi forse dovremmo riuscire a guardare ogni tanto con quegli occhi lì. A proposito, Paolo Gatto so che ha un video, quindi guardiamola quanto è bella la nostra Sicilia. Cammino dentro il chiostro di Santa Caterina d'Alessandria, un luogo di pace e di armonia che racconto ancora con un tuffo al cuore, un sorriso. Ebbene sì, perché ogni volta che la racconto questa città mi emoziono anche io e cerco di trasmettervi questa emozione, di darvi la percezione di una città straordinaria e malinconica. Che Palermo è una città ricca di contraddizioni, una di quelle città che devi davvero amare per capirla veramente, come per esempio Piazza Pretoria, un luogo dove sacro e profano coesistono. Valentina, cos'era questo video? Sentivo la tua voce che raccontava Santa Caterina, Piazza Pretoria. Sì, io ho sempre una voce molto emozionata perché ormai questo lavoro mi è entrata nel sangue, perciò quando io racconto la mia città ho sempre quel nodo in gola, no? Dipende a che punto del racconto arrivo, poi mi emoziono anch'io perché dico sempre ai miei turisti che io potrei dire qualsiasi cosa e poi magari loro dimenticheranno le mie parole, però non le emozioni che gli avrò trasmesso, perché bisogna saperla respirare poi una città ed è quello che tento di trasmettere. Mi dici cos'è Sicilia dentro le scuole? Ah sì, guarda, questo è un progetto veramente interessante che nasce proprio per la voglia di non fare dimenticare il gusto e il sapore di poter esplorare. La Sicilia dentro le scuole è un nuovo progetto in erba che sto portando avanti assieme a Davide Morici, che è stato veramente molto carino e molto attivo nel sposare queste iniziative insieme a me, per cercare di far entrare la realtà della Sicilia dentro le scuole, perché in questo momento le scuole non possono effettuare viaggi di istruzione. E allora, visto che gli studenti non possono uscire, gliela portiamo noi dentro le scuole, la Sicilia, e facciamo in modo che questi ragazzi possano cominciare a scoprirla in un modo diverso, non soltanto inerentemente alla cultura appresa dai libri di storia dell'arte che parlano sicuramente del periodo romano, greco, ma proprio attraverso un racconto trasversale, approfondendo varie tematiche e facendo delle visite guidate dentro le scuole. Perciò, da un punto di vista multimediale, noi la rappresentiamo e io la racconto. È bellissima questa idea, molto, molto interessante. Bisogna coltivarle fin da giovani. Sì, perché poi, sai quanti ragazzi che io ho portato in giro per viaggi di istruzione mi dicono: Ma guarda, questo lavoro è fantastico, io da grande vorrei fare la guida turistica, perché magari non hanno idea, prima di affrontare questa esperienza, non hanno davvero idea di quello che può essere questo passeggio e raccontare. Io non spiego nulla, Gliel'hai non, detto non quanto sono è una. difficile superare l'esame per fare la guida? Sì, ogni tanto glielo devo ricordare perché davvero questa è una delle cose, delle imprese titaniche della mia vita, perché credo che sia stato più difficile della laurea fare questo concorso, perché la conoscenza di questo territorio è veramente molto ampia. Pensa che noi a Palermo abbiamo più di 300 chiese, immaginati la conoscenza di tutto e di tutta la regione, perché comunque la regione è molto diversificata tra parchi archeologici, musei, piazze, chiese. Davvero abbiamo di i mercati, perciò parlare delle tradizioni, sono veramente è una piccola laurea accorpata, a un sapere molto ampio e diretto, pratico. Prima di salutarci guardiamo un altro video insieme. Sì.
Che bello, quanto ti manca? Ma guarda, non puoi immaginarti. Io sono C'è molto Luca orgogliosa per Leonardi che questo. scrive io compro siciliano, perdonami, vedo questi messaggini che appaiono con l'hashtag, c'è John Blandi che ci scrive da New York che ci augura un sereno weekend, ancora Salvatore Musso che dice buon fine settimana e saluti da New York, tantissimi che ci seguono dagli Stati Uniti. Pablo Castellano che dice Valentina bellissima e brava, io direi issima tutte e due perché uno bellissimo, bravissimo e bellissimo. Marco Mob che manda cuori, insomma, noi speriamo di poterti vedere al più presto e ritrovare anche perché c'è un bel progetto con Io Compro Siciliano. Sì, i progetti sono tanti con Io Compro Siciliano e nascono sempre da chiacchierate da cui poi vengono fuori un sacco di idee perché siete una bomba, devo dire. E io che comunque sposo questo dinamismo, devo dire, mi sono trovata molto molto bene. I progetti sono tanti anche per una futura Sicily Card che comunque sarà un pass molto valido perché in molte città esistono dei servizi in sotto forma di applicazioni web e smart per poter accedere più facilmente ai beni culturali e a tutte le informazioni della città. Perciò, insomma, speriamo di sposare questo progetto anche con la figura di una guida turistica che possa essere sempre un valore aggiunto ai vostri viaggi. Io dico che voi tutti, quando prendete una guida turistica, quando vi affidate a una guida turistica, diventate viaggiatori, non solo turisti, perché è davvero la scoperta quella che importa poi alla fine di questo viaggio. Allora non vediamo l'ora di poter raccontare nel dettaglio questi progetti e poter invitare veramente tutti quanti a partecipare e a condividere questi viaggi, queste belle emozioni insieme a Valentina Marchese, alla sua bellezza, bravura e professionalità. Grazie Valentina per essere stata con noi. Grazie mille a voi, veramente, a presto. E concludiamo così questa nostra settimana ricordandovi in questi giorni, sabato, domenica, andate a scrivere www.iocomprosiciliano.com dal vostro smartphone, dal vostro computer. Fate un viaggio nel nostro marketplace del Made in Sicily e sicuramente troverete qualcosa che vi sorprenderà e che farà al caso vostro. Grazie per essere stati con noi. Io ringrazio Paolo Gatti in regia, ringrazio Marzia Borreale alla redazione, ma soprattutto vi ringraziamo insieme per seguirci sempre così affettuosi e numerosi. Buon weekend!